Questa storia parla di un uomo che iniziò la sua attività industriale producendo mattoni e tegole nella sua zona quartese, di nome Quartus Sant'Elena. Nel 1927 l'azienda passò al figlio Antonio, che costruì le fornaci, dove i mattoni venivano ancora fatti a mano. Durante la seconda guerra mondiale la produzione ebbe un calo per riprendere nel dopoguerra con una crescita improvvisa. Lole Tomasini, figlia di Luigi, fece costruire le fornaci a Ursana dopo quelle di Quarto. Poiché ci furono elevate richieste di laterizi con il boom e seguito della costruzione dopo uno dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Le fornaci di Ursana furono proprietà della Tomasini fino al 1980, anno in cui la proprietà venne venduta alla città di Scano SpA. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura della nuova stagione di Andrew Pepper Indiana Jones sardo. Ragazzi, sono di nuovo qui alle fornaci, come avete visto le due puntate della prima stagione che ho fatto sul misterioso capannone maledetto che si trova qui, che ho fatto delle puntate precedenti, e l'albero del fico, la scoperta dei sotterranei, eccetera. Mi devo già preparare perché, ragazzi, sto per fare un'esplorazione leggendario. Questo è leggendario. Sto per entrare in un tunnel più lungo delle fornaci. Questo tunnel non è mai stato aperto e finalmente ho trovato un'apertura che è stata sfondata. Ti sto per mettere la luce su questo tunnel che non è mai stato mai colpito la luce, e la luce lo sta mandando per la prima volta Andrew Pepper Indiana Jones. Ragazzi, questo è veramente epocale, è leggendario ragazzi. Per la prima volta il vostro personaggio della Sardegna sta mettendo la luce su questo tunnel. È leggendario. C'è anche lo scotch e come sempre ho sempre il mio caschetto. Torcia leggendaria, la torcia più luminosa. Torcia leggendaria, la torcia più luminosa del mondo. Questa è quella che sta volando in tutto in social, in tutto in internet. Chi compra questa torcia fa giorno e una notte intera. Torcia, stiamo per entrare ragazzi in un mistero dei misteri ragazzi. Questo tunnel non ha mai avuto la luce in vita sua ed Andrew Pepper per la prima volta
le fa trasmettere la sua luce per la prima volta. C'è anche quella frontale molto luminosa. Entrare qua dentro, non sappiamo che tipo di pericolo ci potrebbe essere. Può essere pericolo di odore, potrebbe essere pericolo di qualche oggetto, può essere pericolo di qualche animale. Ragazzi, qui dentro non sappiamo che chi ci potrà essere, che cosa ci potrà essere e che tipo di atmosfera c'è dentro, e oggi lo scoprirete. Quindi ragazzi, io sono pronto, vi mando subito all'intro di questa nuova avventura leggendaria e andiamo subito in scena. Ragazzi, l'entrata, siamo arrivati all'entrata ragazzi, all'entrata. Porca miseria, c'è anche freschetto dentro, non ci posso credere, è buio pesto, che cosa ci sarà qui dentro ragazzi, che cosa ci sarà, mamma mia. Ragazzi, stiamo parlando di una delle fornaci più conosciute nel quartese, questa ragazzi. Adesso io ci metterò di subito lo scotch. Mettiamoci qui una bella X. Ecco X. Qui ci voglio scrivere tunnel leggendario. Leggendario. Perfetto, andiamo subito ragazzi, facciamo subito questa esplorazione che dobbiamo scoprire la storia, il mistero che c'è su questo tunnel. Ok, andiamo subito. Oggi la bandana non me la metto, Charlie, perché c'è troppo caldo oggi c'è troppo caldo. Per la mascherina me la voglio mettere per sicurezza, perché per la sicurezza mettiamoci la mascherina. Gli occhiali togliamoli che sennò si appannano. Torcia è pronta e si va. Andiamo Charlie, dai, andiamo. Abbiamo tante cose da fare. Ok. Accendiamo la torcia più luminosa del mondo. Ok. Sembra il sottosopra ragazzi, pieno di mattonelle ovunque, non ci posso credere. Mi stai dicendo se avessi un po' di luci per illuminare? Sì, cioè dovrei averla Charlie, aspetta che ti appoggio il messo qui. Non penso che l'abbia. Porca puttana, c'è. Vabbè, staremo molto attenti, perché hai notato che c'è un pericolo, allora dobbiamo stare attenti Charlie. Ok, andiamo, scopriamo questo mistero. Guarda, sì, guardate com'è fatto. Sì, pieno di finestrine, soprattutto fatto di cemento
armato però di, insomma, di mattoni. Guardate, fatte proprio, queste finestrine sono fatte proprio, come hanno fatto a portare qui questo carrello? Chissà. C'è qualcuno qui dentro? Rispondete. Sono Andrew Pepe, il nuovo Indiana Jones. Potete rispondere, grazie. Sì, diciamo questo Charlie era il punto dove ti avevo mandato, era il punto preciso dove ti avevo allungato con il bastone del selfie. Tra poco dovremo arrivarci. Ci stiamo sempre più allontanando. Ci potrà essere. Cos'è questa cosa? Una cosa. Che cosa racconta questo tunnel? Qualcuno esperto, se fosse venuto insieme con me, centinaia di anni, ragazzi, centinaia di anni, centinaia. Ecco qua, sì, siamo arrivati nel punto, ragazzi, proprio dove ti avevo mandato, vedi? Eravamo su quella finestrina, vedi? È proprio questo qua. Sì, qui ti avevo mandato. Possiamo andare avanti, continuiamo. Vediamo com'è l'aria qui. No, diciamo che è respirabile. Si sente odore di vecchio. Ma non è, diciamo, non è sopportabile, però. Qui è chiuso. L'hanno sigillato. Qui c'è un bidone. Qui c'è. C'è qualcuno? Rispondete. C'è qualche persona che qui ha lavorato, che ha perso la vita? Se, batti un colpo. Qualunque cosa che tu desideri. Per adesso non risponde nessuno. Sembra che le fornaci è un posto così silenzioso che qui, diciamo, presenze non ce ne sono. Allora, qui ci sono anche i pallet. Ci sono. E pensare che io ho chiesto anche compagnia oggi di venire, perché così se qualcuno conosce bene le fornaci mi potrebbe spiegare un po' la storia, ma purtroppo nessuno non poteva. Allora ragazzi, il mio compito è trovare qualche indizio. Che cos'è? Qualcuno ha risposto? Chi è? Chi ha parlato? Ho sentito un rumore. Oh, caspita, l'avete sentito quel suono? Era veramente... Oh mio Dio, cacchio, risentite, guardate. Ho sentito un rumore. È stato veramente inquietante. Giuro che mi sono fatto la pupù addosso.